Ciao bambini, mi chiamo Bruco Serafino e sono amico dei vostri bruchetti che avete lasciato a scuola. Sapete, in questi mesi i vostri bruchi hanno riposato nelle loro casette, ma adesso che è arrivata la primavera si sono risvegliati. E che sorpresa! I bruchi si sono trasformati in magnifiche... Vi ricordate la storia del bruco mai sazio che leggevamo sempre a scuola, tutti insieme? Andiamo a riascoltarla e scopriremo così cos'è successo ai vostri bruchi. La storia del piccolo bruco. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si levò un sole caldo e splendente, dall'uovo crac uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò 2 pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò 3 prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò 4 fragole, non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò 5 arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta d'anguria. Alla fine aveva mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio e non era più tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa stretta stretta chiamata bozzolo e rimase là dentro per più di 2 settimane. Alla fine scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire ed era diventato una meravigliosa farfalla. Cari bambini, anche voi come i vostri bruchi siete cresciuti, siete diventati un pochino più grandi e siete pronti per iniziare a settembre una nuova avventura. Un saluto e un abbraccio fortissimo da tutte le vostre maestre.